Buonasera e ben ritrovati negli studi di Verona Network per un nuovo appuntamento con Verona Siamo Noi. Parleremo di futuro oggi e lo facciamo con Cristina Pozzi. Benvenuta Cristina. Grazie. Non è assolutamente facile raccontarvi Cristina in poco tempo. Una donna straordinaria, giovanissima e con un curriculum incredibile. Ci proviamo. Milanese di nascita, veronese di adozione, laureata in economia alla Bocconi, tuttora studente di filosofia, esperienze imprenditoriali di successo, un libro appena edito e un titolo internazionale di particolare importanza. Partiamo proprio da qui. Cristina, tra migliaia di candidati di tutto il mondo, lei è l'unica italiana dopo 5 anni ad essere stata nominata dal World Economic Forum Young Global Leader. Traduciamo giovane leader globale, per far comprendere meglio ai nostri telespettatori una nomina che è toccata a Emmanuel Macron, a Mark Zuckerberg, a Roberto Bolle. Che cosa significa questo titolo per te? Quali le responsabilità e quale percorso ti aspetta? Hai detto giusto, hai parlato subito di responsabilità perché questo titolo è proprio una grande opportunità che mi viene data da un'organizzazione no profit internazionale che mi permette di entrare in contatto e lavorare insieme per fare progetti che siano positivi in termini di impatto anche a livello globale con persone straordinarie, nel senso che insieme a me c'è proprio una vera e propria community di persone, circa 100 nominate insieme a me quest'anno, più quelle degli scorsi 4 anni, per un percorso che dura in totale 5 anni. Quindi con tutte queste persone io potrò incontrarmi in eventi internazionali, ad esempio andrò a fine giugno una settimana in Cina o in attività di formazione nelle più grandi università a livello globale come Harvard, Oxford, Stanford, dove ci sono dei corsi creati appositamente per chi fa parte di questa community. E da questo confronto e dalla possibilità di fare cose insieme potranno nascere opportunità di crescita, ma soprattutto di creare anche nuovi progetti, quindi la responsabilità ovviamente è enorme perché è quella di cogliere al meglio questa opportunità, sia per me come crescita personale, ma soprattutto anche per quella che invece è la mia attività professionale. E un in bocca al lupo anche per questo tuo nuovo percorso. Sul suo biglietto da visita le piace definirsi future maker. Che cosa fa nella vita di tutti i giorni un leader del futuro? Ma un future maker per me è qualcuno che non solo ha fatto del futuro il proprio lavoro giornaliero e della riflessione sul futuro la propria attività principale, ma soprattutto che usa questa riflessione per creare futuri, quindi maker, proprio qualcuno che crea qualcosa sulla base di ragionamenti che sono stati fatti usando anche un po' di immaginazione, ma da un'attenta osservazione del presente, ed è proprio quello che fa la mia organizzazione Impact School. Impact School è infatti un progetto che assieme ad altri suoi collaboratori lei fonda nel 2017 con lo scopo di formare e di divulgare quello che è l'innovazione e la tecnologia e appunto una capacità di vedere il futuro, di osservare il presente per sapersi reinventare o sapersi adattare a nuove situazioni. Esatto, infatti proprio così all'inizio 2017 con Andrea Dusi e Andrea Geremicca siamo partiti con le prime attività di Impact School con l'obiettivo di portare futuro e riflessione sul futuro e soprattutto anche una formazione divulgativa sulle nuove tecnologie emergenti, quindi pensiamo a intelligenza artificiale, robotica, stampa 3D, ma anche biotecnologie, nanotecnologie, blockchain, questi termini. Sì, questi nomi che per alcuni sono esatto. Futuristici, per altri invece sono già presenti. Esatto, e poi si leggono tutti i giorni sui giornali, ma spesso con una comprensione troppo superficiale perché sia possibile capire veramente quali sono gli impatti. Certo, una provocazione, quindi nella scuola tradizionale si insegna storia. Quanto sarebbe auspicabile e importante oggi introdurre nel curriculum scolastico materie intitolate presente e futuro? Ma sarebbe assolutamente importantissimo, qua sfondi una porta aperta. Questo non significa dimenticarsi la storia, perché parte del modo in cui si studia il futuro spesso è anche partire dal guardarsi indietro, ma
aprire la riflessione a un'evoluzione che va anche verso i prossimi anni è sicuramente molto utile per diversi motivi, tra l'altro dimostrati anche da test che già da 30 anni in alcuni paesi vanno avanti. In Finlandia dalle elementari si insegna futuro ai bambini. Perché? Perché è un processo che permette di intanto responsabilizzare le persone con una maggior consapevolezza sul proprio ruolo sia nel presente sia nell'influenzare il futuro. Quindi, ovviamente per quanto mi riguarda poter avere questa cosa costantemente in classe, magari una volta a settimana, credo che cambierebbe tantissime cose, perché cambia proprio l'atteggiamento delle persone in positivo, dando più opportunità di crescita. Ecco, allora ne approfittiamo della sua presenza per fare un viaggio nel tempo. Ci proiettiamo verso il 2050. Lei ha scritto un libro appena edito, Benvenuti nel 2050, cambiamenti, criticità e curiosità. Come sarà la vita nel 2050? Ahimè calda, più di oggi, adesso lo dico col sorriso, ma purtroppo non c'è molto da ridere. Insomma, io parto sempre dal clima, quindi ricordiamoci che c'è un cambiamento climatico in atto e di questo non possiamo che prendere atto. Ci saranno, pensate, decine di migliaia di persone che dovranno lasciare le proprie terre perché rese inabitabili dai cambiamenti climatici e quegli eventi meteorologici che già oggi cominciamo a vedere più estremi, che mettono in difficoltà un territorio. Quindi 130 e passa milioni di immigrazione in più legata al cambiamento climatico. Però ci sono anche delle buone notizie, ci saranno anche delle cose divertenti da fare, e intanto, proprio per cercare di risolvere anche il problema del clima, ad esempio abbiamo una serie di strumenti, tra cui quello della carne sintetica, carne fatta in laboratorio, che permette di consumare carne e o produrre pelle. Per esempio, pensiamo ai nostri vestiti, le scarpe, le borse, o tantissimi altri prodotti che utilizziamo anche tutti i giorni, senza macellare un animale. Questo significa anche senza allevarlo, senza sfruttare il terreno, senza dargli l'acqua che serve per farlo crescere, e soprattutto senza inquinare. Quindi ecco, non ci svelare tutti i segreti, no, che li scopriremo andando a leggere il suo libro. Grazie mille Cristina per essere stata con noi grazie a voi e buona serata a tutti.